Beh, devo dire che oggi per me si realizza un sogno. Da quando sono piccolo ho sempre sognato di portare la divisa. Oggi divento poliziotto ad honorem ed è secondo me una bombola d'ossigeno che mi farà fare ancora di più tutto quello che sto svolgendo, ossia in tutte le trasmissioni, in quello che faccio nella quotidianità, raccontare la bellezza di questo corpo, il corpo che comunque si dedica alle altre persone, sia quando hanno la divisa sia quando non l'hanno. Sentiamo anche il sottofondo dei ragazzi, soprattutto il fatto che io abbia iniziato proprio nel 2000 con i giovani e oggi mi ritrovo a lavorare, a collaborare con la polizia proprio con loro, con i ragazzi, perché il futuro lo si costruisce quando puntiamo sui più piccoli. Ma che consiglio puoi dare ai tuoi colleghi poliziotti? Ma no, il consiglio che posso dare ai colleghi poliziotti direi veramente nessuno. Il fatto secondo me è la strada ideale è quella che si sta percorrendo adesso. La polizia sta svolgendo un ottimo lavoro con i cittadini. Oggi sempre più che mai il poliziotto è sinonimo di angelo, quindi abbiamo i poliziotti in montagna, sono gli angeli della montagna, i poliziotti al mare, gli angeli del mare. Non viene visto come un qualcosa di pericoloso perché ha la paletta e quindi dietro la paletta c'è subito la multa, assolutamente no. Quando si vede un poliziotto si vede un amico e anzi addirittura ti posso dire che potrei dire pure fermiamoci quando c'è un posto di blocco e durante la notte ad esempio e facciamo due chiacchiere. Grazie. A te, a voi.